ciclicamente vengono postati questi video dall'ex ministro dell'interno, oggi ministro delle infrastrutture, e mi viene da pensare che Padova è molto all'interno dei suoi pensieri e di questo chiaramente ne siamo contenti. Padova nei pensieri del ministro alle infrastrutture Matteo Salvini, così l'assessore alla sicurezza della città del Santo Diego Bonavina ha raggiunto al telefono dopo che il leader del Carroccio ha condiviso sul suo account Twitter un video di 20 secondi diffuso dalla pagina Facebook Welcome to Favela che immortala un giovane mentre sniffa una striscia di cocaina davanti alla stazione di Padova. Se la città è nel pensiero del ministro, incalza Bonavina, non lo è altrettanto il lavoro quotidiano delle forze dell'ordine a Padova. Duole vedere che le attività di prevenzione, le attività di repressione che vengono fatte dalle forze dell'ordine non abbiano tutto questo clamore che invece ha un ragazzo che fa una cosa del genere, per quanto ovviamente condannabile, ma sappiamo perfettamente che non possiamo impedire un fatto del genere proprio da un punto di vista proprio di controllo del territorio. Città universitarie di medie dimensioni, difficile arginare un simile fenomeno, aggiunge Bonavina. Se guardiamo in faccia alla realtà, queste cose capitano in tutti i paesi, in tutte le città d'Italia, insomma, mi pare veramente, sembra quasi che qualcuno ce l'abbia un po' con le città che sono in questo momento amministrate dal centro-sinistra, ma ribadisco, questo non è un attacco all'amministrazione comunale, ma è un attacco alle forze dell'ordine e questo io non posso tollerarlo.